Il nostro percorso all'interno di questa esposizione dedicata alle pietre naturali si sofferma all'interno della Favorita SPA con il direttore commerciale Stefano Dalbonin. Il titolare Giovanni Colterno ha creduto anni fa nell'onice, è partito da solo in America vedendo che i colori venivano apprezzati, che c'erano delle applicazioni in certi progetti, e ha investito denaro, sforzi, viaggi a cave, portando i migliori onici che ci sono ora al mondo e facendo della Favorita punto di riferimento per quello che è l'onice a livello mondiale. L'onice è una materia leggera, una materia viva, è una materia esclusiva e ha un prezzo per gente che vuole qualcosa di esclusivo. Oggi non è più sufficiente avere qualche onice, noi ne abbiamo più di 30, abbiamo diversi colori, abbiamo delle taglie che altra gente non può offrire, perché noi siamo molto esigenti e i nostri clienti pretendono da noi una certa qualità. Siamo felici perché oggi, quando si parla di Favorita, si parla di onici e non solo, si parla anche di graniti, di marmi, ma l'onice sicuramente è quello che ci sta dando una grande soddisfazione. Oggi la Favorita deve essere un'azienda globale, deve servire tutti i mercati, deve fare tutte le fiere, perché è determinante che qualsiasi cliente, anche i clienti più distanti come può essere in Australia, abbiano la fiducia che la Favorita c'è e che se ci sono dei problemi c'è uno staff pronto, che è stato preparato, che può intervenire in qualsiasi momento, sia a risolvere i problemi immediatamente, ma anche a dare un'offerta che è concorrenziale rispetto a tutti. Siamo partiti a aggredire soprattutto un mercato negli anni scorsi che ci offriva molto, che è l'America, ed è ancora un mercato di riferimento. Non abbiamo abbandonato i vecchi mercati che facevamo, la Germania, l'Inghilterra. Abbiamo avuto la possibilità di fare una fabbrica in Brasile, a Vittoria. Quest'anno siamo riusciti anche a penetrare dei mercati come l'Australia, la Nuova Zelanda, l'Indonesia. E dopo un anno di viaggi, di marketing, abbiamo raccolto i primi frutti proprio durante questa fiera, vendendo dei materiali di alto livello, prendendo confidenza con i clienti, e posso dire che ci stiamo togliendo veramente delle grandi soddisfazioni. www.granitifavorita.com. All'interno di questo Marmoma che incontriamo un'azienda leader che è la Testi Group, un'azienda che ha fatto del marmo il suo elemento di successo da oltre 70 anni, con il direttore commerciale Italia ed Estero, signor Thomas Brolin. Uno dei successi dell'azienda, una delle ricette forse è stato di sempre diversificare, cioè, l'azienda ha sempre creduto anzitutto del Made in Italy, ma proprio l'artigianato alto di gamma, ma anche della qualità anche del prodotto industriale, progetti lavorati, fatti con cura e anzitutto con un'attenzione al dettaglio. Quali sono i settori in cui ad oggi la Testi Group opera in maniera eccellente? L'azienda è stata condivisa in 5 aziende oggi operativi, di quali ognuno ha una sua specialità, si potrebbe dire, che
che sono anche un po', si integrano anche uno con l'altro, perciò noi facciamo sia semilavorati, forniamo distributori in tutto il mondo di lastre 2 cm, 3 cm, come forniamo anche lavorati o cut size come si dice, sia imprese di edilizia sia a piccoli posatori, come facciamo anche prodotti di design, tipo lavoriamo con la Floss, lavoriamo con altre aziende anche di nicchia. La Testi Group è un'azienda che riesce sempre a dare risposta ad una domanda dinamica di un mercato in continua evoluzione. Quali sono le caratteristiche che consentono all'azienda questa capacità? Da 10 anni a questa parte siamo operativi anche sul mercato brasiliano, che è stata una scelta non per ridurre i costi e nemmeno per cercare di togliere lavoro dall'Italia, ma semplicemente per anticipare delle esigenze del mercato americano e per non perdere quote di quel mercato lì. E l'abbiamo visto che nonostante prendere l'azienda in Brasile abbiamo mantenuto la quota, anzi le abbiamo forse aumentato un po' le quote verso quel mercato lì, ma non abbiamo per quello tolto il lavoro dall'Italia. Cosa succederà nel futuro del mercato del marmo e nel futuro della Testi Group? Noi ci crediamo nel Made in Italy e probabilmente il nostro futuro è sempre puntare sempre più sul prodotto finito. Architetto Tobias Scarpa, ci ha pensato lei a riportare alla natura diciamo, la sua caratteristica anche come disegno all'interno di una linea di prodotto qui del gruppo Testi. Il cuore prezioso della terra è semplicemente perché ogni cosa che noi usiamo la andiamo a prelevare dalla terra. Il fatto che attraverso la razionalità e il linguaggio pensiamo di aver inventato noi le cose, ecco, questo è un errore che noi stiamo facendo costantemente e che ci mette in una condizione di superbia che andrebbe rivisitata quantomeno e ridotta almeno un pochino. Abbiamo messo la lampada della Floss che io ho disegnato 50 anni fa quasi. Questa lampada qua mi ha rubato un po', come si può dire, la vita, nel senso che dall'epoca che l'ho disegnata, c'era una ragione diciamo di stimolo, quindi era venuta l'idea, ridisegnare una cosa, quando diventa un atto puramente formale io non sono capace, ho dovuto trovare una ragione, ecco perché l'utilizzo degli scarti. Se io mi metto a cercare le cose più belle che vengono buttate perché ormai insignificanti al processo di esecuzione, e io lo raccolgo e lo riutilizzo, da cui il mondo di Dolittle, la lampada stessa, questa lampada viene da uno scarto. Ora, non vuole essere niente di eccezionale, ci sono tutti che stanno facendo oggetti, eccetera. È nell'animo dell'azienda di avere la possibilità di presentarsi sul mercato e quindi questi oggetti, solo che questi animaletti li abbiamo disegnati con la curva che emerge dal rapporto aureo. Che quindi è un po' la curva che descrive tutto. Era una specie di rimando di fare come l'Urobus che si ciuccia la coda per essere il principio e la fine di ogni cosa. Dovremmo riappoggiarci all'idea della sacralità della natura e quindi di rispettarla nella misura in cui questo sentimento è forte. Vincerà questo secondo lei? Questo sentimento? Se non vince saremo costretti. Gruppo Testi è perfezione nella pietra naturale.
percorso è stato lungo, ma noi siamo riusciti a coglierne le eccellenze. È davvero un mondo fantastico, quello rappresentato dal mercato lapideo. È un mondo che è in continua espansione, l'internazionalizzazione la fa per la maggiore, le aziende sono davvero pronte a raffrontarsi con un mercato globale, e quindi noi vi rimandiamo alla prossima edizione, l'edizione 2013, direttamente qui da Verona Fiere. Questo è il Marmomac che vi saluta così, con noi che amplifichiamo sempre per voi nel mondo del marmo, il mondo al cubo.